Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. E bentrovati a Brescia in tavola, cara Federica, sempre in splendida forma. Che cosa raccontiamo oggi? Oggi faremo il risotto coi virgulini. Il risotto con le verzoline. Ma no, le virgulini è un'altra roba che peoto, non sa niente. Allora, abbiamo la e bebe me virgulini, che go catat. I sighe e i tride. Una volta che io ho tridato, nel frattempo, il lasciando, nel frattempo fu venuto impegnati, fu sciogliere un po' di botter e rosoli la sigulina dentro che prima go piano tridat finemente. Che è? Cos'è? Cosa? Oh, Federica, che c'è, piangi? Sì, col magù. Cos'hai? È il magù! Sembra che roba che lei è il magù! Ma che bontà! Ma che bontà! Magù, cos'è un mago grande? Che è sto Magù? Magù, non lo so, mi dispiace, non lo so, cos'è il Magù? E tu Magù in dialetto bresciano l'hai mai sentito? Cos'è il Magù? E che ne so cos'è il Magù? Chiedelo a Federica, sempre mi tira in matto con queste cose. È il Magù. Che ne so, io mi immagino il mago, no? Magù, cos'è il Magù? Non lo so, guarda, non ho proprio idea. Gianfranco, abbiamo bisogno di te, mannaggia, sto Magù, che cos'è il Magù? Una cosa che sta sullo stomaco. È il Magù, Il Magù è una cosa che sta sullo stomaco, vuol dire che non stai bene. cioè che sei indigesto. No. A un magone in pratica è Dolore. un dolore che ti prende lo stomaco. È il Magù, quindi non è una cosa bella. Perché che ha il Magù? Perché è un bolletta ruinaina. E che tu c'è il Magù, dammi trame, che mi sono intelligente, ho studiato a Houston, credimi. E il Magù vuol dire che ti sei un bolletta ruinato. E quindi te che t'è il Magù. E te il Magù, e non hai soldi, se stai bene non hai il magone. Ma quindi sto Magù, cioè voglio dire, i due signori di prima non mi sembravano molto afferrati Ma sulla ciao, cosa. Ma l'ultimo centrale. però un po' c'ha... L'ultima è la centrale. Come no? È una roba che la mia è una roba che si stomaca. Il magù è quando ti hai un gruppo in gola, Sì, ti vabbè. piange. E quando sei in bolletta, sì, senza sceneggiare. Se sei in bolletta. Il signore l'ha detto, se sei in bolletta, non hai soldi, così insomma. Se non hai la siamo- po' di lura stomaca. Dai, andiamo avanti, avanti. No, con Magù, con il risotto. Con il risotto e virgulini. Allora, con di che una volta che potrai da bella me sigulina, la fo sfriggere leggermente nella casseruola col botter. Ok? Poi dopo che te fa? Mettere dentro il rischio che preparate là, al un po' insieme alla messigola e col botter. E là il giro e il fuoco amalgama bene. Poi ambia, mi dico dentro. E il mio brodo. Il brodo, certo. Che ho preparato prima un po' la volta, piano piano, e lascio che te mescia, sempre. finché sarà cotto. Sì. Quando l'è cotto, il mante con bacon, il botere che è restato dai miei ingredienti, che ando arde, mette dentro il mio fornai, sempre mescolando. Una volta che è bel mantecato, posso servire nei piatti già preriscaldati. Ah, beh, allora tanta roba, mi inviti a pranzo? No! Anche stavolta, grazie. Tutte le volte. Alla prossima, ciao. Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.